Cari amici di Sicilia Magazine, come potete ben vedere è il giorno di Santa Barbara, la patrona di Paternò, una comunità in festa per una giornata, non solo oggi ma anche le prossime da ricordare. Tutto pronto, tanti eventi collaterali che si svolgeranno in questi giorni per celebrare la Santa in una festa piena di devozione. È iniziata meravigliosamente già nei giorni precedenti. Oggi la nostra Santa Patrona abbraccia veramente il proprio popolo, vedete quanta gente, quanta aspettativa. Santa Barbara è veramente il nostro punto di riferimento e Santa Barbara unisce, ci lega, veramente ci dà la via giusta. Oggi abbiamo preparato un'altra meravigliosa giornata, ci saranno i fuochi in piazza Vittorio Veneto e una chicca, una grande novità: il coro lirico siciliano. Ritornerà anche la musica in piazza, 40 elementi che faranno un meraviglioso concerto, e poi le altre giornate Santa Barbara girerà per tutte le nostre vie, per tutte le nostre piazze, benedicendo il nostro popolo che la ama e la vuole e la tiene stretta a sé, perché molte volte è intervenuta e ci ha salvato dalla peste, dalla eruzione dell'Etna. Grande Santa Barbara, viva Santa Barbara! Viva Santa Barbara! Santa Barbara. Festa di grandissima devozione, fede. Paternò risponde presente anche oggi con Santa Barbara. Rinnoviamo la nostra tradizione annuale della memoria del martirio di Santa Barbara e come ogni anno ci siamo preparati a questo momento con momenti di vita spirituale, di pellegrinaggi nella chiesa della Santa Patrona, pellegrinaggi fatti dalle comunità parrocchiali. Oggi quindi è il giorno della festa e abbiamo chiesto a Santa Barbara con il dono di poter riscoprire la vocazione profetica di tutti i battezzati, inserendoci nel cammino sinodale. Abbiamo chiesto nella preghiera che ho rivolto alla fine del discorso a Santa Barbara di avere davanti sempre agli occhi il suo esempio e quindi di avere parole, sguardi e gesti profetici che possono cambiare innanzitutto noi stessi e poi, cambiando noi stessi, cambiare anche ciò che nella nostra città richiede un impegno e una testimonianza profetica. Il percorso che viene fatto ogni anno ed è una tappa obbligata del 4 mattina risale al momento in cui Santa Barbara viene eletta, proclamata patrona della città, quindi siamo nel 1576. Prima di questa data il culto di Santa Barbara a Paternò c'era, era molto sentito, era stato portato dai monaci, dai teutonici, dai cavalieri teutonici, per cui era custodita presso questa chiesa. Sicuramente era una chiesa che adesso non c'è più, ma comunque sorgeva in questa zona dei Falconieri. Nel momento in cui venne proclamata patrona venne allestita una chiesa, un tempio molto più bello che l'attuale chiesa di Santa Barbara, per cui la statua e il busto reliquiario, perché noi abbiamo 2 statue di Santa Barbara, vennero traslate nella chiesa attuale. Ogni 4 dicembre Santa Barbara ritorna nel quartiere, quindi nella chiesa dove veniva venerata, dove veniva appunto custodita. Viene celebrata la messa e c'è una tradizione che deve uscire prima di mezzogiorno, se no rimarrebbe nuovamente in questa chiesa e non ritornerebbe più nella chiesa di Santa Barbara. In questi 450 anni di patrocinio di Santa Barbara ci sono tante tradizioni che noi abbiamo ereditato e che è giusto che vengano poi tramandate alle generazioni future. Un impegno che ha sia la Chiesa sia il Comune è quello di organizzare delle mostre, degli eventi proprio per tramandare queste tradizioni. In atto ci sono 3 mostre qui a Paternò, una mostra nella chiesa del Santissimo Sacramento organizzata dal Circolo Santa Barbara, dove ci sono appunto delle immagini, delle icone antiche sulla nostra festa, e poi c'è una mostra organizzata dalla Proloco in collaborazione col Comune ed è divisa tra il Palazzo Alessi e l'ex convento di San Francesco alla Collina. È un'emozione, ripeto, bellissima, anche perché dopo un anno, quando poi arriva il 4 mattina, è un'emozione che la può provare chi come noi per il devoto. Come ringraziare la Santa Paternuccia, ma è stato 94 anni, mi ci mise di 18 anni da parte. Viva Santa Barbara!